Siamo tornati con Maestri di Sicilia, secondo episodio qui direttamente a Santa Teresa di Riva, e lo facciamo con un Santa Teresino doc come Enzo Famulari, che ci ha onorati la sua presenza qui in questa splendida location. Mister, io partirei direttamente dal campo perché è da lì che dobbiamo ripartire un po' per ricostruire la tua storia, soprattutto di questa stagione. Eri ad un passo comunque dalla salvezza, obiettivo che non è arrivato, nonostante comunque la tua Ionica potesse, diciamo, raggiungere questo obiettivo tranquillamente. Sulla carta era una formazione più attrezzata, sicuramente poteva fare più strada rispetto ad altre squadre che hanno raggiunto meritatamente questo traguardo, però diciamo che è stata una retrocessione inaspettata. Come te la spieghi e che cosa è successo secondo te? Da dicembre in poi il nostro campionato è cambiato, il nostro obiettivo, che poteva essere un obiettivo playoff, è diventato un obiettivo salvezza, che non siamo riusciti a centrare né direttamente né tramite i play-out. Sicuramente qualcuno ha fatto meglio di noi accettiamo il risultato del campo, c'è stato qualcosa che non è andata per il meglio. Sicuramente è inaspettata, sì, però per certi versi ce la siamo meritato. Nel play-out io non ero presente per delle problematiche che ho avuto precedentemente, ma so che non abbiamo fatto bene. Le ultime 3 partite in casa più Milazzo 4, siamo riusciti a raccimolare solo la miseria di 3 punti. Secondo me non ci ha permesso di salvarci direttamente. Mister, si dice che queste sconfitte fortifichino le squadre, ma cosa ti ha lasciato in particolare un'esperienza del genere dal punto di vista professionale? Qual è la prima cosa che ti viene in mente riguardando a quest'ultima parte di stagione che ti ha visto sempre alla Ionica? Quest'ultima parte di stagione mi ha, tra virgolette, lasciato la consapevolezza che abbiamo dato tutto. Quando si parte per un obiettivo e poi si cambia in corsa, come è successo a noi, non è facile adattarsi al nuovo obiettivo. Questo secondo me è quello in cui siamo mancati di più. Noi eravamo partiti per un piazzamento playoff, abbiamo cercato con le unghie e con i denti sino alla fine di salvare la categoria, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Diciamo che la squadra non era stata costruita inizialmente per questo, anche se a dicembre abbiamo cambiato tanto e non siamo stati sicuramente all'altezza di questo compito. Mister, tornando a quel 27 aprile che sportivamente è stato drammatico per la Ionica, ma lo poteva essere anche per tutti noi. Io ero lì presente, ho assistito anche a quello che è successo, che poteva trasformarsi davvero in qualcosa di brutto, che poteva cambiare le vite di tutti noi. Tu, non dobbiamo comunque ricordarlo, hai avuto un malore, sei stato assistito dai membri dello staff della Ionica, dal medico del Milazzo, e potevi lasciarci veramente la pelle lì. A distanza di 2 mesi come rivedi quei momenti? Che cosa ti senti di dire al riguardo? Sono stato toccato da questo evento, anche perché non ho mai avuto, tra virgolette, nulla nella mia vita a livello di patologie mediche, di problematiche del genere, però ho reagito, penso di essermi subito calato nella parte. Piano piano sto tornando alla normalità, anzi già l'ho fatto, con tanta forza di volontà. Anche il mio fisico e la mia età mi hanno sorretto in questo. Ricordo qualcosa, alcuni momenti di quel 27 aprile intorno alle 18:15 in cui ho avuto questo arresto cardiaco. Voglio ricordare il mio team manager Antonio Coleti, l'assistente Pietro Bennici e il medico del Milazzo. Loro 3 mi hanno dato aiuto e grazie a loro sono qua a raccontare questo oggi. Però quel momento me lo metto alle spalle, non si può dimenticare qualcosa del genere. Vado avanti, cerco di tornare alla normalità e a fare tutto quello che
che facevo prima, non ci sono stati strascichi in questa situazione, per quel che mi riguarda, a livello fisico, a livello medico, dunque potrò tornare a svolgere qualsiasi attività svolgevo prima. Ci sono state tante manifestazioni d'affetto nei tuoi confronti, dai colleghi, dai tifosi, dagli amici, parenti, ma qual è il messaggio forse più bello che hai ricevuto durante tutto quel periodo delicatissimo? Ti dico solo che quando ho acceso il telefono giovedì intorno alle 23:30, io sono stato operato martedì, mi sono arrivati circa 600 messaggi WhatsApp. Molte persone hanno saputo questa notizia tramite i canali Facebook della Ionica. Ho ricevuto tanti messaggi da parte di tante persone, anche di semplici tifosi o anche altri allenatori o dirigenti anche di altre squadre. Mister, tu l'hai detto chiaramente, non vuoi fermarti, vuoi continuare ad allenare, nonostante comunque questa situazione che ti ha impedito di concludere la stagione con la Ionica, almeno in panchina, ma come vedi il tuo futuro professionale? Da dove ripartirai e quando? Mi è mancato tanto non essere in panchina nel play-out, perché so che è stata una settimana particolare, tutto quello che ho vissuto io si è riversato tra virgolette sul gruppo, sui ragazzi. Mi è dispiaciuto non essere là fisicamente, anche se la mia presenza non avrebbe cambiato il risultato finale. Volevo essere là per metterci la faccia io in prima persona, perché io sono stato il condottiero di questo gruppo e sicuramente pure io avrò commesso degli errori come tutti. La Ionica non si sono mai cercati colpevoli, non abbiamo mai puntato il dito contro nessuno e nessuno l'ha puntato contro di me. Dunque vi posso anticipare che ripartirò dalla Ionica, nel senso che la società mi ha chiesto di restare, io resto volentieri anche in promozione, mi sembra il minimo. Loro mi hanno dato l'opportunità lo scorso anno di sedermi su una panchina come primo allenatore in eccellenza. Non ho sempre fatto l'eccellenza, io vengo anche dalle categorie più basse, dai campi in terra della provincia. Sarò sempre grato alla Ionica per questa opportunità che mi ha dato lo scorso anno. Mi ha fatto molto piacere questa riconferma che ho accettato qualche giorno fa e stiamo programmando la nuova stagione. Mister, ovviamente sarà una stagione dove la Ionica dovrà essere al vertice, in un girone che però non sempre è così facile, perché magari la promozione forse un po' inganna, perché è un percorso a metà, siamo a metà strada appunto fra la prima categoria e l'eccellenza, dove comunque il livello sale. Pensi che sia uno dei tornei più difficili di tutto l'intero apparato calcistico, e che percorso ti aspetti per la tua squadra? Ogni stagione si parte da zero e anche qui partiremo da zero, cercheremo di allestire una squadra per fare bene, però vincere non è mai facile. La società già è vigile, si sta organizzando ed è pronta, già ci siamo visti qualche giorno fa e stiamo programmando la stagione. Poi se verrà fuori qualcosa di diverso dalla promozione, questo non lo sapremo fra qualche settimana. In qualsiasi caso siamo qua e cercheremo, come sempre siamo stati abituati a fare alla Ionica, di fare il massimo e di cercare da questo massimo di trarre il meglio possibile. Grazie mister Famulari per questa bella chiacchierata, si conclude così la seconda puntata di Maestri di Sicilia. In bocca al lupo sia per il futuro sia per la tua carriera, che spero sia il più bello e soddisfacente possibile. Io vi ringrazio per questo momento passato assieme, speriamo di rivederci commentando magari qualcosa di buono, dai.